2 film interamente made in Veneto, dagli scenari al cast ai produttori. Le pellicole Naufraghi per caso e Se ami la vita sono pronte a portare sul grande schermo in modo diverso e con storie tra loro differenti frammenti di Veneto e dei suoi protagonisti. La prima, commedia comica, oltre alla volontà di strappare un sorriso, punta a valorizzare i paesaggi del nostro territorio, dal litorale di Caorle alle colline di Vittorio Veneto. Vogliamo promuovere in Italia e all'estero i film in modo perché i turisti possano passare di qui per appunto visitare le bellezze in Veneto. Nel cast anche 2 noti, attrici come Maria Teresa Ruta e Gegia. Parla di 5 amici protagonisti che partono per un viaggio, non posso anticipare troppo, ma in questo viaggio ci sarà un capitano interpretato dalla mitica Geggia, la Francesca Carmela Antonacci, che sicuramente ricordate come Geggia per l'appunto, e Maria Teresa Ruta, quindi 2 donne dello spettacolo formidabili. È una cosa molto emozionante, cioè è stare vicino a delle persone importanti e lavorare insieme, è un qualcosa che emoziona, ecco. L'altra fatica, firmata da Thomas Toffoli, è Se ami la vita, interamente dedicata alla figura della beata Suor Maria Pia Mastena, veronese d'origine e fondatrice dell'Istituto Religioso delle Suore del Santo Volto, film che verrà presentato in anteprima il 27 giugno a San Fiore nel 10° anniversario della beatificazione da parte di Giovanni Paolo II. E questa è una storia molto umana e ma anche parla molto della fede che supera le debolezze umane.